tu che stai mettendo in rete questi volantini sulla partita Napoli-Udinese, vendendo biglietti che ad oggi non esistono, dicendo questa sarà la partita dello scudetto, se sei un vero tifoso ci devi essere allo stadio, biglietti per curva B superiore, affrettatevi perché sono limitati al costo di 200 euro. Tu quei 200 euro, se mai ce ne fosse bisogno, addirittura io ho sentito gente dire lo abbiamo contattato perché eravamo interessati pur di vedere l'ultima di campionato del Napoli, ci ha chiesto 50 euro di anticipo per il biglietto. Ecco, quei 50 euro, quei 200 euro ipotetici che tu ti dovresti prendere dalla gente per bene, perché un padre di famiglia dice voglio, sai che c'è, voglio portare mio figlio a vedere la partita del Napoli, quella lì che forse vale per lo scudetto. Io vedo già gente farsi lo scudetto, il tatuaggio col quarto scudetto, cioè no, smettetela. Posso capire McFrat, ma quello sì è bello, è una bellissima cosa. Intanto il Palermo segna con il Sud Tirol. Pisa attualmente che non è ancora in Serie A perché lo Spezia sta vincendo con la Salernitana, cioè la Serie B è una cosa allucinante. Comunque, a parte questo, perdonatemi, tu ti dovresti comprare con questi soldi che ti danno in anticipo solo medicine, te lo giuro. Peccato che su quel dépliant che tu stai facendo circolare per tutti i social, no? I vari Instagram, Facebook, TikTok e altre piattaforme, io spero solo che tu te li compri medicine, quei soldi che stai rubando a questa gente. Credetemi, è una cosa ridicola, ridicola. E io uno squallore così non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Meno male che c'è gente che poi dice ma scusatemi un attimo, ma quando abbiamo vinto lo scudetto che i biglietti erano prezzi standard per tutti, per il popolo, no? Per far andare più gente possibile allo stadio. Qualcheduno che vede un prezzo con scritto 200 euro a biglietto, qualcheduno se ne fa qualche dubbio, no? Però ecco, peccato che non ci sia il numero di telefono, perché ci fosse stato il numero di telefono su questo volantino io sarei andato dai carabinieri e ti avrei denunciato per frode ai danni dell'SSC Napoli. Anzi, ribadisco, Aurelio De Laurentiis, se è un uomo con i coglioni, come è stato detto ultimamente, che si sta facendo i cazzi suoi perché vuole lasciare Conte e sta gestendo per la prima volta da presidente questa squadra, fossi Aurelio De Laurentiis ti porterei in tribunale e ti farei una bella denuncia per diffamazione e pubblicità ingannevole ai danni dell'SSC Napoli. Te lo giuro, lo farei perché per gente come te, per pezzi di merda come te, la città di Napoli viene sputtanata ogni giorno. Ogni giorno ci dobbiamo subire sempre le stesse lamentele. Succede solo a Napoli, chissà in quale città, e vedi i soliti napoletani, vogliono fotterti di qua e voglio fotterne di là. Io questo, credetemi, questi non rappresentano Napoli. Chi è andato a Napoli sa com'è la vera Napoli. Chi è andato a Napoli sa cosa vuol dire la cultura napoletana. Lo sa. Scusate se in questo video vedete il taglia e il cuci, ma mi avevano chiamato e il telefono è andato un attimo in stand by. Vabbè, continuiamo quello che stavo dicendo. Cioè, io trovo assurdo che nel 2025 ci sia ancora questa gente che prova a fare delle truffe così. Ma poi porco due, io è quello che non riesco a concepire, no? Tu ti ritieni tifoso napoletano, porco due, io non farei mai una cosa del genere. Cioè, ma come puoi speculare sulla passione delle persone? Cioè, ma non metto scuordo, ma Cristo Dio, ma un po' di buon senso, un po' di non saccio, io non lo so, credetemi, non lo so, io non avrei la faccia di dire, se mi dai 200 euro ti faccio entrare a Napoli Udinese la partita dello scudetto, ma poi quale scudetto? Abbiate pazienza, mancano 4 partite, quale scudetto? Io già vedo i napoletani che tirate la bandiera, Ernesto Corello già che bandiera, campioni, cioè basta, vi supplico, basta questo sciacallaggio, basta questo sciacallaggio, io ve lo giuro, Napoli sarebbe la città più bella del pianeta, dell'universo,
se non ci fosse questa gente qui che ogni giorno deve macchiare la dignità dei napoletani che si alzano la mattina e si fanno un culo così per portarsi a casa quelli 600 euro, perché qua stiamo a parlare di 600 euro mese a Napoli, a Napoli non c'è ricchezza, c'è voglia di sopravvivere a Napoli, questa cosa deve cambiare e spero cambi subito, spero che cambi, ma per arrivare a questo passo deve essere prima proprio il napoletano a volerlo questo passo, io non il Mantova 2-0 con il Cesena. Comunque, non andate dietro a queste stronzate, non date soldi a gente, ricordatevi, quando i biglietti saranno disponibili sarà la stessa SSC Napoli a mettere i biglietti in vendita. Non fatevi fottere i soldi, non ve li fate fottere, mi raccomando, non fatevi fottere i soldi, perché qualcuno già ci è capitato, qualcuno gli ha pure mandato il messaggio a questo e mi devi dare 50 euro di anticipo perché se no non ce la faccio. Ma come io spero, sapete cosa spero? Che il tifo organizzato della curva B, trovi questo stronzo, scusatemi le parole, ma io scusatemi, io queste cose io proprio non le tollero, è più forte di me, io proprio queste ingiustizie ne supporto proprio. Spero che la curva B o la curva A, non mi ricordo, curva B superiore, non mi ricordo, ma io spero. Intanto il Pisa? Il Pisa ancora con 0-0 per Frosinone, sì, ma anche se vince il Pisa non va in Serie A. Quindi bisogna ancora aspettare per il Pisa. Bisognerebbe di un pareggio della Salernitana e una vittoria del Pisa. In quel caso il Pisa sarebbe in Serie A. Speriamo, perché ce l'ho, cazzo, un'ora e mezza di macchina nemmeno da qua. Quindi è veramente vicino Pisa. Il bello Pisa-Napoli. Posta-Empoli si salva. Ci stanno diverse squadre toscane. Ci sa la Fiorentina, voglia. Comunque, quando usciranno i biglietti, state tranquilli, il Napoli li metterà. Non date soldi a nessuno. Wow, senza vincere con Bari, mamma mia, il Bari oramai, mamma mia. Quindi, sereni, tranquilli, la festa scudetto non ve la perderete, state tranquilli. Io non so poi se la sera verrà fatto un eventuale scudetto, se il sindaco Manfredi faccia il pullman scoperto, io me lo auguro, perché già 2 anni fa doveva essere fatto, invece fu fatta una festa solo per i VIP, diciamo così. Ecco, il Napoli è del popolo, il Napoli è dei napoletani, non è della Rai, non è di nessuno. A me sinceramente vedere un Napoli in Coppa Rai mi passa poco cazzo, voglio vedere la gente di Napoli festeggiare. Vabbè, comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e io ribadisco, non date soldi a questa gente. Se gli fossero arrivati dei soldi a questo essere, perché così dobbiamo dire, questo essere, questa lota, spero gli vadano tutti in medicina, oppure un bel Luca che ti ha dato fare un mese, ti alzi dal cesso e ti risedi. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao.